27 kg di carne. Speriamo che si divertono, che si addobbono e che possono ritornare per fare il bis. Ed è praticamente impossibile non fare il bis con un piatto del genere. Questa è la 13ª sacra che noi facciamo, la 13ª sacra, contrata a Scafone per anni, Sant'Agata di Militello. Buoni da mangiare e da vedere. Ottimi, buonissimi, come sempre. Che sono fatti come li facevano una volta i nostri nonni. Buonissime, teniamo la vecchia tradizione dei nostri nonni genitori. E tra poco questi buonissimi maccheroni saranno gustati dai fortunati presenti, che assaporeranno il piatto della tradizione. Condito con una carne speciale, ossia Carne di vaccina, carne di maiale per dire. È un onore che ogni anno ci ritroviamo qua con questa scusa di fare queste cose, abbiamo avuto ormai questa soddisfazione, la gente viene. ci crediamo. E poi conditi anche con La ricotta salata. le feste nelle contrade che sono state sempre caratterizzate da grande unione, da grande amicizia. I maccheroni sono buoni, sono una meraviglia, li mangiano tutti, li portano pure a casa. E lo porta pure a casa, come vedi. Anche da portare via. Il fortunato è davanti ai nostri occhi. Buona cena anche per domani. Grazie. E buon pranzo per domani. E anche il peperoncino c'è, Facciamolo vedere. sì. Ed è giunto il momento di aprire le danze culinarie. Tutti i presenti gusteranno questo piatto di maccheroni preparati in tamaiza. Tantissime emozioni. Una grande gioia, una bella festa. Per noi di questa giornata è un onore. È importante tramandarle queste tradizioni, è fondamentale. E noi siamo una contrada solidale e quando c'è da lavorare siamo tutti solidali. Ci aiutiamo e cerchiamo di dare sempre il massimo. Una grande soddisfazione vedere tutta questa gente. Assolutamente sì. Buon divertimento. Buona cena a tutti, a grandi e a piccoli. E noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Fateci sapere se anche a voi è venuta l'acquolina in bocca vedendo queste immagini. Noi vi ringraziamo per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video e al prossimo contenuto sulla pagina Facebook di Bella Sicilia.